Ciao amici, questo è il 48esimo episodio della nostra saga veneziana e ora italiana. Ci siamo lasciati con il principio della guerra coloniale contro il Portogallo e la Spagna, ma soprattutto con un evento nefasto, cioè la distruzione di una discreta parte della nostra flotta da parte delle navi dell'ammiraglio portoghese Fernando de Aveiro, che ho notato è un grandissimo generale perché ha delle capacità in quest'ambito credo insuperate. Vediamo un attimo, per curiosità. Categoria, partimi. Ecco, gli esploratori, come vedete, non ve ne sono molti al mondo e di sicuro lui è il migliore tra quelli al momento presenti, ma insomma egli ha spietatamente assalito le nostre navi sprovviste del nostro generale che era in avanscoperta e che erano ormai prossime già all'affondamento a causa di un lungo viaggio di esplorazione. Appunto è comparso con le sue navi che poi si sono dissolte come fantasmi, ma cercheremo appunto di recuperarle perché Tommaso Alviano vuole la sua vendetta contro questo malefico portoghese. Ma d'altronde siamo sbarcati ormai con buona parte delle nostre truppe di terra in Francia, pronti anche ad attaccare quindi la penisola iberica via terra. Il nostro diplomatico sta per concludere le sue rivendicazioni, cioè la fabbricazione di documenti che rivendicano l'Andalusia, ma intanto vedo che invece gli assedi non procedono con la velocità sperata, soprattutto questo è molto lento. Beh, se i nostri alleati ci aiutassero non sarebbe davvero difficile concluderlo. Qui ci sono sempre questi. Ah! Prima c'erano i contadini, adesso i nobili sono insorti. Insomma, è una guerra di classe che sta sconvolgendo Panama. Mentre questo assedio non finirà mai e se andiamo avanti così finiscono prima i ribelli di liberare questa provincia. E siamo appunto anche in guerra con diversi stati indiani, quindi non sarà facilissimo capire chi è in guerra e con chi. Allora, però dobbiamo soprattutto fare in modo che i Blackfoot e se non sbaglio i Navajo, che lo sa, queste due tribù indiane si arrendano e ci diano tutto il loro oro. Esatto, e per questo le stiamo esplorando questa terra incognita e vabbè, aspettiamo che arrivi il nostro conquistador nelle zone occupate dagli indiani. E proseguiremo anche col reclutamento delle nostre nuove legioni e pensavo appunto di creare tre grandi legioni come nervo del nostro esercito. Dovrebbe permettercelo il nostro limite, quindi eh, appunto dopo la costruzione della flotta che è avvenuta nello scorso episodio e che sta continuando anche adesso, penso proprio di concentrarmi sull'esercito e pensavo appunto di creare tre legioni con tre importanti centri di reclutamento che sono l'Italia, insomma il Veneto per l'Italia, per una legione per l'Italia settentrionale, il meridione per una seconda legione e una terza ho pensato perché no al Peloponneso che è sempre stata patria di grandi guerrieri e quindi appena ne avrò il denaro costruirò appunto i centri di reclutamento anche in queste province, delle armerie, campi di addestramento, appunto. Questo ci darà anche modo di incrementare la nostra manodopera. Va bene,
che comunque già sale molto rapidamente grazie anche alla crociata che hanno fatto bene in effetti i francesi a dichiarare contro chi in effetti? Contro gli irochesi. Quindi ci conviene, penso, mantenere questa guerra il più a lungo possibile perché ci dà davvero vari benefici in realtà avere questa crociata. Dov'è? Vediamo. Ecco la prima. Come vedete abbiamo davvero parecchi vantaggi sia in termini economici ma soprattutto in termini militari e di influenza sul Papa. Infatti abbiamo un'influenza notevole. Va bene, speriamo che prima o poi questi cardinali entrino nella curia prima di morire se non altro perché... E invece scusate se nello scorso episodio ho costantemente chiamato in maniera scorretta questa tribù che... No, dov'è? Non li trovo più. Forse erano questi? No, questi sono gli irochesi. E vabbè, non li trovo più. Miami. Vabbè, non si trovano più i maicani, io li chiamavo mihicano o qualcosa del genere. No, ma dove li trovate? Voglio scoprirlo perché... Vabbè, forse non li abbiamo neanche scoperti. Maicani. Ah, eccoli qua. Esatto. E va bene, allora andiamo avanti. Mm. Allora, sono subito successe diverse cose, disputa. Ok, no, ok, va bene, la Pomerania ha annullato l'embargo. Qui abbiamo sempre le solite terribili missioni. Sto considerando se accettare questa. Forse ci conviene. Purtroppo abbiamo pochi diplomatici a disposizione, la cosa un po' fastidiosa. Però proveremo appunto a diventare rivali dei nostri rivali. Mm, per guadagnare 25. L'unico problema è che per farlo dovremmo creare un'alleanza che poi dovremo anche togliere. Perché non possiamo mantenere più alleanze al nostro limite. E quindi che razza di buona idea sarebbe? Vabbè, possiamo toglierle, non so bene se questo, però distruggere un'alleanza appena creata potrebbe insomma ridurre la nostra fiducia, cioè la fiducia che suscitiamo nei nostri alleati, quindi non è una buona idea. Che stupidi obiettivi, ma non ce n'è uno un po' più decente. La conquista di Wallis? Non so, in che zona è Wallis? Qua. Eh, potrebbe essere un buon obiettivo, ma appunto sono in una coalizione contro di noi, quindi neanche questa è una buona idea. Mm. Ma si può considerare, qui concederebbero la sconfitta, però no, e gli Apache ci darebbero i soldi, ma no. Ok, allora qui la nostra flotta è in arrivo. Vogliamo dare una bella sistemata agli spagnoli. Poi lo scorso episodio ho fatto davvero una stupidaggine perché per l'esplorazione bastavano queste navi. Invece ho portato dietro di me per qualche stupida ragione anche la flotta un po' più pesante, quindi ho perso le navi per nulla. Però alla fine non è grave perché erano navi per lo più arretrate tecnologicamente. Quindi insomma è anche giusto che avevano fatto il loro corso, però adesso noi vogliamo vendetta sui portoghesi. Intanto qui uno sciagurato spagnolo ha tentato di assalirci, senza nessun successo naturalmente. Allora, ok, qui è arrivata la prima flotta. Hmm. Allora, voi non unitevi però. Ecco perché già soffrite. Sti pazzi, ma...
Oh, finalmente abbiamo finito invece l'assedio di quest'altra provincia. Qua il limite per fortuna è molto alto perché... Sì, molto più alto che nelle province adiacenti. E qui è finita pure la guerra. Ok. Chesapeake. Hmm. Quindi abbiamo vinto. Questi hanno dei soldi. Allora, ma per far pace aspettiamo che tornino alla Spagna, dai. Attendiamo ancora un po'. Mm. Ok, qui siamo quasi arrivati alle province Pauni. Ma questi sono in guerra, no? E non abbiamo l'accesso militare. Cosa succede? Oh mio Dio! La Russia ci ha posto l'embargo. Ma cosa abbiamo fatto di male, russi? Non si sa. Allora, quindi noi qui stiamo per ora aspettando, siamo abbastanza attendisti. Siamo sicuri che prima o poi saremo attaccati dagli spagnoli. Vabbè, e invece qua non siamo seguiti dai nostri alleati, il che non ci piace. Parana, dov'è Parana? I nostri ingrati nativi ci hanno attaccato senza successo e non hanno neanche cioè, causato nessuna vittima. Però invece il generale direi che è meglio usarlo qua, a questo punto, per debellare definitivamente quei ribelli. Ecco, tu ti sei accorto adesso che non puoi andare qua, però no, fai il bravo, scoprimi i territori. Ok. Beh, con la guida di Carlo Felice Galilei siamo abbastanza sicuri che non... Ah, tra l'altro per fortuna ci hanno anche raggiunto i nostri alleati, quindi... Ecco, però voi... Vabbè, lasciamo pure che se la sbrighino loro con gli spagnoli. Eccoli qua gli spagnoli. Io direi di portarci dietro pure quest'ultimo reggimento e di restarcene pronti. Abbiamo degli ottimi generali, quindi c'è morto un organizzatore. Non siamo molto ricchi al momento e purtroppo non c'è nessuno. Penso prenderò, vabbè, appena avremo il denaro necessario, questo comandante che provvederà a garantirci maggiore disciplina. Questi si sono rifugiati sulle montagne dei Pirenei, quindi ci chiede di tenerlo e direi va bene. È un buon è un buon governante, quindi ascoltiamo le loro richieste. E se andiamo avanti così, penso che in meno di una decina d'anni potremmo creare tutte le legioni che sono nei nostri programmi. Allora, forse ci conviene seguire le orme. Insomma, non so quanto siano grandi questi territori. Probabilmente sono davvero così minuscoli. Però in Navajo no, vanno oltre questa singola provincia, quindi potrebbe anche essere utile procedere con nuove armate di soccorso. Però vediamo subito che gli spagnoli non intendono attaccare. Noi abbiamo truppe atte all'attacco, eh? Eh, da qualche parte.
Ah no, aspettate. Abbiamo queste. Sì, che sono abbastanza equilibrate. Ah no, perché non abbiamo ancora, in effetti, cosa che dovremmo fare al più presto, preso la tecnologia. Mm, Questa tecnologia sarebbe necessaria perché al momento neanche gli spagnoli l'hanno, invece i francesi l'hanno, e consente un vero miglioramento dell'esercito perché il morale aumenti molto, le tattiche anch'esse aumentano e soprattutto si sblocca un nuovo tipo di fanteria, quindi ci renderebbe pressoché invincibili, potremmo addirittura procedere all'attacco, come fanno ad esempio i francesi. Noi penso ci possiamo accontentare di seguire i francesi. Wow. Ok, seguiamo i francesi all'attacco a questo punto. Pensiamo che vinceranno senza troppi problemi. Allora, intanto, per molti anni le nostre le nostre politiche hanno motivato una grande maggioranza della popolazione a appunto seguire ogni settimana la Chiesa con senso del dovere. L'establishment ecclesiastico ha mostrato la sua gratitudine per la nostra politica di supporto, facendo commenti di supporto, appunto. Grazie, per fortuna avere una chiesa alleata ci aumenta la stabilità. Il popolo si sente bene. Ok. Un'ottima notizia, vediamo, arriveranno il 30 marzo i francesi all'attacco, E la musica arriva sempre a preannunciare questi eventi. C'è il leader qua? Sì. Oh, il re comanda personalmente l'armata? Bravo. Se muori anche meglio. Allora, non ci dispiacerebbe appunto avere una successione disputata in Francia. C'è qualche difficoltà a causa del territorio collinare. Qui invece gli spagnoli naturalmente si tengono ben distanti dalla nostra flotta che li farebbe colare a picco come niente. Allora seguiamo anche con le altre navi la situazione. Vediamo un po', qui siamo ormai in netta superiorità. No! No, 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 no. Però l'erede è buono. Accidenti. Beh, era tempo. Purtroppo nessuno è immortale, però purtroppo il nostro grandissimo Antonio Corini Gonzaga è deceduto. Questo ha causato un calo di stabilità, quella che avevamo appena guadagnato, e Francesco I Gonzaga è salito al trono, però questo se non altro ci ha dato un notevole incremento alla legittimità. Eh, già, vabbè. Però naturalmente il nostro progresso tecnologico non sarà più grandioso come quello del tempo passato, che ci ha consentito, come avete visto, di diventare una delle nazioni più sviluppate al mondo, mentre eravamo rimasti un po' indietro precedentemente. Cercheremo appunto di avvantaggiarci di tutto questo quando riusciremo a entrare nell'impero, se mai ci riusciremo. E in questo momento, se questo signore desiderasse lasciare il trono a noi, noi saremmo molto grati. Accidentaccio. Vabbè, se morisse potremmo davvero diventare imperatori in questa condizione. Mm-mm. Va bene. Intanto, allora, vediamo cosa dice. Francesco Gonzaga governerà la nostra gloriosa nazione.
la sua attenzione ai dettagli e superiore capacità amministrativa, per fortuna, ci aiuterà nel riformare l'amministrazione e massimizzare le tasse. La nostra nazione sta rimpiangendo la perdita del precedente monarca Antonio Quirino. Il nuovo erede al trono è Ferdinando. La successione è salva. Vediamo che età ha, già 23 anni. Cavoli, ha avuto un figlio, no, sarà... A meno che costui abbia avuto un figlio a 7 anni, immagino che sia un suo... No, a 5 anni, penso sia improbabile, sarà un fratello, quindi Ferdinando. Va bene, qui abbiamo pronta la flotta. Interessante, molto interessante. Allora, queste sono navi, anche queste da commercio. Wow, abbiamo davvero una flotta commerciale notevole ormai. Mentre queste immagino siano le navi, esatto, da trasporto che andremo a, insomma, a unire al resto della flotta. Intanto qua non si vede ancora nessuna flotta spagnola o portoghese. Ah, eccola qua la flotta spagnola. Sarà difficile avere ancora dei... qui dobbiamo accettare. Avere un monarca così capace in tutto il resto della partita, di sicuro il nostro monarca attuale rimarrà nella storia della nostra nazione. Nuove scoperte. Ok, finalmente abbiamo fatto queste scoperte. Qui ci troveremo a affrontare dei rivoluzionari, non insomma l'esercito principale. Ok, qua abbiamo appunto ben 20 navi che io pensavo fossero di più. Dovevano essere 22. Ah, ecco, una è qua. Ne ho dimenticata una, vabbè, niente di grave. La facciamo ora. No, prima, ecco, abbiamo i soldi e lo facciamo subito. Comandante, ci servi perché abbiamo bisogno della tua disciplina a consolidare un po' di più il nostro esercito, perché stiamo avendo un po' di perdite. No, non è vero. Sono tutti francesi quei morti. E qui i navaio ci attaccano, il che però è un'ottima cosa, perché significa semplicemente che hanno lasciato sguarnita la loro patria. Abbiamo fabbricato le pretese in Andalusia, intanto, ottimo anche questo. Ah, ecco, finalmente vabbè, però colonizzare il Massachusetts... però ci dà davvero dei buoni vantaggi, eh? Dov'è il Massachusetts? Massachusetts! Eccolo qua. Beh, lo possiamo colonizzare. Però non ora, purtroppo. Abbiamo troppe... Cavoli, ci siamo evoluti rapidamente, eh? Tra poco lo potremo fare. E allora accettiamo la missione. L'obiettivo è semplicemente che ci arrivi là un colono. Ok. Vabbè, aspettiamo magari che finisca una colonia. E qui dove siamo finiti? Ok. Nazionalisti Creek intanto stanno... dobbiamo fermarli, questi nazionalisti Creek. Vabbè, io ho un'idea. Facciamogli fare questo giro. Allora. Dov'è la flotta spagnola? Maledizione, riescono sempre a fuggire alla nostra morsa. Ok.
Dai, arrendetevi. È un buon generale questo re. Il diplomatico è tornato, lo rimandiamo in Ungheria. No, ah no, non... Che cavoli dobbiamo fare con questi diplomati? Niente. Gli Irokis? No, la sconfitta non ci basta, vogliamo... magari facciamo una pace con uno di questi popoli. Vediamo, magari loro, dato che sono già sotto assedio, accetterebbero già di pagare, di sborsare il loro denaro? No. E allora gli irochesi invece accetterebbero qualcosa del genere? Penso di sì. Però non avete soldi? Vabbè, abbiamo capito, allora accetteremo la vostra sconfitta. No, boh, non so che cosa faremo. Per ora attenderemo, siamo attendisti. Allora, vediamo un po'. Vediamo, abbiamo perso 6.000 uomini, non pochi. Però abbiamo appena vinto. Quindi abbiamo guadagnato anche un po' di tradizione, però anche un po' di esaurimento di guerra. Già. Ci sono state comunque delle perdite abbastanza significative. E quindi questi dove vanno? Noi li inseguiamo? Navarra. Vabbè, noi potremmo pensare di seguirli. Non si capisce dove vadano, vediamo. Rimangono abbastanza a nord. Ma vanno tutti in Navarra, anche gli spagnoli? Sì. Vabbè, inseguiamoli. Ma purtroppo siamo stati abbastanza sfortunati in questo turno, perché siamo rimasti sui Pirenei. Qua c'era un limite di supporto assolutamente inaccettabile. Vabbè, ecco, noi non l'abbiamo trovata qua e ci siamo... Ma accidenti, Ecco, queste sono le cose che non devono succedere. Vabbè, non ci importa, li distruggiamo, sti maledetti. Prima o poi... Purtroppo è difficile tenere d'occhio tutta una situazione così complessa. Potremmo cercare di migliorare le relazioni con qualcuno, con Colonia. Intanto la Francia non ha rinnovato il matrimonio reale o è già... No. Perché non ci hanno ancora mandato la richiesta? Accidenti. Allora, dove andate voi? Noi quanti siamo? Stiamo morendo come dei... No, non stiamo ancora morendo. Allora, però non è forse una buona idea seguirli. Vanno ad Aragona. Che strana strada che fanno. Si fermeranno, spero, a Madrid. Abbiamo buone possibilità di... Beh, stiamo anche saccheggiando, il che ci dà una buona ragione per andare avanti. Però non è molto convincente la nostra strategia. Bah. Ok, abbiamo finito l'assedio di questa regione. E anche qui va molto bene. Sono rimasti... non c'è un vero esercito, tra l'altro, da sconfiggere. Però qui continuano a battersi sti nazionalisti, Allora, io direi che qua potremmo lasciare un semplice... Perché voi non potreste esplorare qua? Ah, lì è una terra inutile.
Ok, abbiamo affondato tutta la flotta, non senza perdere un po' di navi pure noi. Vabbè. Però abbiamo guadagnato un bel po' di tradizioni. No! Chi ha vinto? Ah, no, ok, abbiamo vinto noi. Sì, però hanno guadagnato più tradizione loro. Vabbè, contenti loro. Sì, abbiamo perso le navi arretrate, non quelle nuove. Pare. Sì, perché erano tre quelle vecchie. Questa flotta è molto significativa, devo dire. Ah, e... oh, e le caravelle non importa se affondano perché dovremmo sostituirle con quelle navi un po' più moderne. Anzi, io direi 15 caravelle le mandiamo nei Caraibi, dove è sicuro questo viaggio? Non lo so se è sicuro. Le mandiamo qua. Mentre il mercantile, cioè questo... Allora, no, c'è qualcosa che non avete capito voi. Allora, il mercantile genovese è questo, che deve andare a Genova. Eccola, che adesso è sotto il controllo commerciale dei... No, però non andatemi qua. Andatemi qua. Allora. Ok, facciamo così. Voi andatemi qua. Abbiamo affondato sta maledetta... Ah, erano a Toledo, cavoli, e io mi sono dimenticato di loro. Può essere una buona idea attaccarli? O sto facendo una sciocchezza? Abbiamo la stessa tecnologia. I dei generali simili, però il loro è anche un po' migliore. Il morale invece è molto migliore il nostro. Ma perché devo azzardarmi a fare questi attacchi scemi? Non si sa. Meglio tornare indietro. Qui non abbiamo generale. Ok, qui abbiamo vinto. La guerra era la conquista di Pampas, giusto? Sì. Ok, quindi stiamo vincendo. Qui come va? Ci inseguono sempre da vicino, ma... Richiamiamo questo diplomatico. C'è una ribellione. Ma secondo i miei calcoli... Allora... Matrimonio reale. Yes, consenti all'accesso. Potremmo migliorare ancora i 35 qua. Vabbè, appunto... Oh mio Dio, abbiamo perso contro degli stupidi ribelli. Ma che razza di ribelli sono? Crick. Ma come abbiamo fatto a perdere? Ok. Non me ne ero accorto di questo. Cioè, non l'avevo neanche considerata questa possibilità. Ma siamo davvero... Beh, qui non volevo perdere manodopera io. Comoda, no? Non fare guerra senza perdere manodopera. Ecco, possiamo finalmente convertire una
provincia. Potremmo anche prendere un'idea, ma io punterei prima a questo, perché l'idea qual è? Fire del generale. No, non è così importante, meglio concentrarci su altro. Questi hanno relazioni massime. Farei prima di tutto sto matrimonio reale a cui tengo molto. La Sassonia, vabbè. La Boemia, avevamo già guardato ste cose, se non sbaglio, però tengo sempre d'occhio cosa succede. Ecco, qua arriva all'assalto l'armata spagnola. Io non ho alcuna intenzione di farmi assaltare, ragazzi. Quindi io me ne vado in Provenza. Ho intenzione di assaltarli io quando avrò... wow, ok. E quando avrò la tecnologia migliore. Questa è bellissima, però mi piace sta musichetta così. Tranquillissima. Non fa proprio presagire che stiamo per essere distrutti da un'armata spagnola. Vabbè. Comunque già i nostri obiettivi principali sono stati conquistati. Purtroppo, dove stai andando tu? Purtroppo i ribelli ci hanno battuto in questa zona, quindi direi non possiamo neanche reclutare nessuno qua. Molto bene. Ah, intanto gli inglesi hanno ricolonizzato queste due aree. Finché sono contenti loro. Sono ancora in guerra con... No, non sono più in guerra. Dovremmo fargliela noi la guerra prima o poi a sti inglesi, in modo da prenderci l'Irlanda. Non sarebbe male. Questo porto, Galway. E poi da questo espanderci in tutta l'Irlanda e cancellare direttamente l'Inghilterra dalla mappa. Ma ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo. Allora, il nostro diplomatico, cosa lo usiamo a fare? Non lo voglio sprecare a non far nulla. 4. Beh, qua in effetti io sono stato un po' sciocco a non accettare la missione, perché non era così difficile raggiungerlo, forse l'obiettivo. Bastava proclamare la garanzia. Perché Heretic Religion? Ho capito. Vabbè. Anche la nuova missione comunque è abbastanza buona. Però era un po' fuori dal nostro... Cioè non era nostra intenzione colonizzare quella provincia proprio. Speriamo che la colonizzi magari qualcun altro, che ci torni la missione precedente. Dov'è Massachusetts? No, non lo colonizza nessuno, No! Inglesi? Vogliono attaccare gli Aztechi, ma siete fuori? Io, alleanza? No? Non volete alleanze? Non vi faccio neanche sbarcare. Ai ai ai, no, 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 no. Lo presagivo questo. Che qualcuno avrebbe attaccato gli Aztechi. Sono durati troppo lungo. Ormai. Vabbè, dovevo magari... Che cacchio faccio adesso? Alleati con l'Austria. No, non lo voglio fare in guerre con... ma devo farlo. Però non lo farebbero, In nessun caso alle alleanze, non lo vogliono fare. Sarà un bel guaio perché avrei magari dovuto proclamare la garanzia.
Non posso forzare una pace. Eh, Magari non posso neanche forzarla in inglesi perché non abbiamo le relazioni adeguate con gli Aztechi. Quasi quasi accetterebbe. Però appunto non abbiamo buone relazioni con gli Aztechi. Vabbè, non è gravissimo, perderemo solo un po' di potere. Cioè, per le province che prenderanno gli inglesi dovremmo usare potere diplomatico per prendercele, mentre contro gli Aztechi avremmo potuto evitare, credo. Ma vabbè, niente grave, niente così grave. Non ho usato alla fine il diplomatico, cosa lo usiamo a fare? Boh, con l'Austria? Cosa pensa di noi l'Austria? Vabbè, ormai non ci abbiamo fatto tutto il possibile. Magari lo possiamo mandare in Svezia. Perché no? Andiamo in Svezia. Voglio mantenere ottime relazioni con la Svezia. Eh, allora, qui siamo a 70 di 80. Va bene, facciamo altre 10 navi da commercio, io direi. Abbiamo di nuovo parecchi soldi. Va bene, 10 navi. Allora, 5. Ma facciamole qua, dai. Ahia, abbiamo finito i soldi prima. Vabbè, niente di grave. Voi siete portoghesi? No, vabbè, però voglio prima ricaricare le truppe. Si possono ricaricare le truppe? Vabbè, concedereste la sconfitta a voi? Non avete assolutamente nessun denaro nelle vostre cassaforti? Poni, mio Dio, ma come sono ricchi! Non vorrei che se ne impadronisse qualcun altro di questa ricchezza. Vabbè, sì, invece voi non avete i soldi, quindi... Vabbè, non ci serve a molto, però accettiamo la pace con gli irochesi. Qui. Ma, oh mio Dio, questi sono nemici. No! Cavoli, abbiamo fatto sprecare del potere amministrativo al nostro stato coloniale, che già non ne ha molto, immagino. Dato che che governatore hai? Gli abbiamo dato un governatore giusto almeno, ma... È una brutta situazione. Dovremmo mandare dei rinforzi, che però non ci sono rinforzi nel raggio di 1000 miglia. Ok. Allora, tu vai a proteggermi quindi questi traffici caraibici, mentre tu ti mando a Genova. Devi fare un po' una strada lunga, devo ammettere. Cavoli, che razza di strada mi fai? Ok, fammi il giro al mondo, però basta che poi arrivi a Genova. Ok, qui c'è il solito esercito nemico. No, era... Ok, l'obiettivo della crociata erano gli irochesi, me lo ero dimenticato. Sono un vero genio. Cavoli, no! Ah. L'avevo pure detto che non dovevo pensare, cioè, non dovevo occuparmi. Vi prego, unitevi a me. Ma
perdere contro gli indiani è ridicolo. Dimenticarsi gli irochesi non è stata proprio l'idea migliore. Ma voi, se vi annettiamo direttamente, cosa succede? Appunto, perché no? Vabbè che il nostro stato coloniale è già abbastanza, insomma, nei guai per l'annessione dei... Vabbè, è un po' complicata la cosa. Oh, bene, la colonia si sostiene. Vabbè, prendiamo questo obiettivo. Però appunto non mi convince tanto perché... Vabbè, niente. Volevo colonizzare questa zona, capite? Vediamo cosa... Intanto cosa capita qua. Poitiers il 5 arrivano. Vabbè, e allora noi li seguiamo. Ah, Poitiers. Mio Dio, hanno già perso. Allora sapete dove li seguiamo? Alla loro morte li seguiamo. Allora, Ciocco. Un po' dura la cosa. Vabbè, io direi che ci conviene tornare indietro. Porteremo avanti più tardi i nostri attacchi. Io credo che gli inglesi tutto sommato non riusciranno a espandersi molto. Quando lo faranno noi ci riprenderemo indietro i territori. Cavoli, perché mi sono dimenticato della crociata? Irochesi, e fino a quanto dura? Al 14. Dovevo mantenere questa crociata, sarebbe stato un ottimo... Cioè, introiti extra di manodopera e di tutto il resto, quindi... Che sciocchezza. Vabbè, tra 5 anni gli ridichiariamo guerra. Allora, il nostro generale si trova qua. Ok, questi hanno già perso. Noi attacchiamo i portoghesi. Allora, qui possiamo fare... Allora, possiamo fare le restanti... No, non possiamo, erano 3 le restanti. 3, vabbè. Aspettiamo la fine del mese per farle. Sì, io sono anche capace di perdere se non mi arrivano i francesi in aiuto, Maledetti francesi, cosa temporeggiate? Era meglio attaccare direttamente allora. Il Congo è collassato. Vabbè, io volevo ritrovare quelle navi portoghesi, ma non sarà facile. Cavoli, erano già a Barcellona. Cioè, erano molto vicini. Attaccarli non era una cattiva idea. Vabbè, lasceremo che ritornino un'altra volta in modo che devastino interamente la loro manodopera.
Cavoli, siamo imbottigliati in questa regione dal cavolo. Per fortuna qui siamo riusciti, cioè i nostri alleati sono riusciti a cavarsela senza di noi, perché appunto è il modo giusto per cavarsela. Inglesi, non vi conviene. Ah, ok, qua ok, li facciamo tornare subito questi. Allora, c'era qualcosa che possiamo fare? Sì, esattamente. Qualche fregata. Ok. Ok, vi abbiamo distrutti e non abbiamo guadagnato un cavolo. Bene. È molto bello vincere senza nessun vantaggio. Ok, torniamo indietro. Accidentaccio però, 9.000, perdiamo, cioè guadagniamo 2.000 uomini in meno ogni anno. Comunque, vabbè, sono per 5 anni, niente di grave, stiamo tranquilli. Ok, sembra che gli Aztechi stiano vincendo contro gli inglesi. Interessante. Tutto ciò è molto... Vabbè, noi con questi possiamo quasi quasi rimanercene qua. Allora, e adesso vogliamo i soldi grossi. Suggerisci domande, ecco, bravo. Hai capito esattamente qual era il mio piano. Ma cancella pure i trattati. Trasferisci potere commerciale. E è tutto quello che puoi fare. Va bene. Grazie mille per il tuo importante denaro. Possiamo usarlo per... Allora, voi andate a unirvi a questi. Ma per costruire qualcosa di buono. Allora, vediamo un po'. Prima di tutto quelle armerie di cui vi parlavo. Ma sì, facciamole. Facciamole nel Peloponneso. Però, cavoli, ci serve anche il potere militare. Allora, vediamo un po'. Quant'è che ne guadagniamo? Poco, io credo. Cioè, rispetto alle nostre grandi abitudini. 6, 5, 10. Insomma, guadagniamo solo di questo parecchio. Però vabbè, non possiamo farci molto. Purtroppo ci vorrebbe il controllo sulla chiesa, ma è una cosa che non ci riesce. Ma tra l'altro non riesco a capire io questo, Quanto impiegano a morire sti... Cioè, hanno tutti 80 anni e non muoiono mai. Li odio. Vabbè, comunque è tempo di chiudere anche questo episodio, ahimè. Il tempo passa veloce. Beh, siamo abbastanza contenti, se non per l'errore strategico di concludere un po' troppo presto la guerra contro i Creek. Però, vabbè, va bene. Non è niente di grave. E beh, ci vedremo la prossima volta in cui tenteremo di invadere più a fondo la penisola iberica e di prenderci l'Andalusia. Perché Siviglia mi piace, ha tanto potere commerciale, produce anche vino che mi piace. Mi piace non so, perché riduce anche il costo di stabilità. È buono anche da bere nelle nostre partite, ma vediamo un po'. Stability cost meno 25%, quindi è davvero ottimo. E già abbiamo il 15% del commercio globale in vino. Si potrebbe anche considerare, dato che tutto il vino, o quasi, no, non tutto, però. Allora, dov'è la mappa dei beni? Allora. Esatto, come vedete, nel nodo di Genova, però come vedete anche in quello di Siviglia,
E qui è Venezia, credo, il nodo. Vediamo. Sì. In questi tre nodi si concentra la produzione di vino. E quindi di sicuro con la conquista dell'Andalusia e con qualche nave in più nel nodo di Genova, magari addirittura con la conquista di Genova, il prima possibile, potremmo appunto garantirci il monopolio del commercio di vino. Mm-mm. Un po' sono anche nel nodo di Bordeaux, vedo. Però questi 3, 4. Mhm. Ma soprattutto è quello di Genova che produce vino, eh. Questo nodo qua è molto vinicolo. Quindi potremmo magari puntare sull'utilizzo di queste navi nel nodo di Genova. Questo è un nodo abbastanza ricco tutto sommato, se non fosse sfruttato male dai suoi... cioè sfruttato male per noi, bene per loro, da chi detiene buona parte del commercio. Qui è arrivato finalmente il mercantile dei Caraibi. Dovremmo rinominarlo. E questo è il nuovo mercantile dei Caraibi. Quindi abbiamo due mercantili dei Caraibi al momento. Sì, non è un problema. Vabbè, adesso li uniamo. E dobbiamo anche mandarci, penso, un po' di nuove navi. Questi qui... Oh cavoli, me li ero dimenticati. Wow, che genialata. Dovevo mandarli a Costantinopoli. Per fortuna proprio a fine mese me li sono ricordati. Allora, tu puoi tornare anche tu. E quindi com'è la situazione dei commerci? Costantinopoli. Ma forse non ha senso tenere tutta sta gente a Costantinopoli, però. Se la mandassimo, vediamo cosa succede se la mandiamo a Ragusa. Eh, no, mi sembra è diminuita la quantità, prima era 17, no? Sì, c'è un... Potrei mandarli a Genova, appunto, magari. Perché Costantinopoli... Ah, 18 addirittura, beh, sì, molto meglio. Però guadagno 2 nella fattispecie, invece... Ok, quindi li mandiamo a Genova tutti sti qua. Allora, sì. Chiudiamo qui l'episodio, va bene. Spero vi sia piaciuto e alla prossima. Alla prossima.